Già qualcuno in questo governo lo inizia a dire che noi siamo un paese sano perché abbiamo i risparmi, perché l'italiano è il maggiore risparmiatore al mondo. I risparmi sono degli italiani, i soldi miei non sono di tutti, i soldi suoi non sono di tutti. Il risparmio privato degli italiani non può fare da garanzia per un debito pubblico fuori controllo. Critica le recenti dichiarazioni del governo il presidente della Confindustria veneziana Vincenzo Marinese, che ha inaugurato in mattinata al Vega il nuovo atelier delle imprese, uno spazio di incontro e confronto tra imprenditori pensato per aiutare la messa in rete e l'internazionalizzazione delle aziende del territorio. Un miglior dialogo con l'estero, secondo Marinese, sarebbe auspicabile non solo per le imprese ma anche per il governo. Siamo poco avvezzi al dialogo e tanto avvezzi allo scontro, e invece se utilizzeremo lo confronto magari l'Europa sarebbe un po' meno rigida nei nostri confronti, perché i conti sono conti e quando Moody's ci declassa per un fatto estremamente semplice, numerico. Invece del reddito di cittadinanza, sostiene il presidente degli industriali, dovremmo chiedere alla politica una forte riduzione del debito pubblico arrivato a livelli ormai insostenibili. A prescindere dalle imprese, oggi un cittadino troverà il suo mutuo, e sono sicuro che tanti di voi avranno un mutuo, che aumenterà, inevitabilmente aumenterà, e perciò il debito pubblico sta diventando un qualcosa che riguarda tutti noi. Sino a quando non lo facciamo capire, prima ancora da cittadini che da imprenditori, noi avremo un problema.